rischiano di trascorrere le festività senza stipendio. Sono gli impiegati del comune di Porto Empedocle i quali davanti alla prefettura di Agrigento hanno chiesto un aiuto concreto per poter riscuotere gli emolumenti da ottobre ad oggi. Davanti alla prefettura anche il vice sindaco empedoclino. Vi fermerete qui con la protesta o aspettando soluzioni oppure pensate di andare oltre? No, andremo oltre perché oggi non veniamo a chiedere al prefetto la risoluzione di un problema contingente, di uno stipendio, 2 stipendi, andiamo a chiedere il rispetto dei lavoratori perché in questo momento è stato leso il rispetto dei lavoratori perché chiaramente quando si fanno degli accordi e in questo caso un accordo è giusto perché i netturbini che protestavano hanno diritto al loro stipendio perché anche per loro è Natale, anche per loro il fine mese conta, solo che è stato fatto unilaterale, quindi la voce del lavoratore non è stata sentita. Tra l'altro noi non è la prima volta che siamo senza stipendio, TVA già sa la notizia che è stata sempre presente e gliene do atto, è da 3 anni che ogni anno o addirittura siamo stati nel 2017 5 mesi senza stipendio. Sicuramente dovremo intraprendere un qualche tipo di lotta perché è stato mortificato il nostro diritto alla retribuzione che è uno dei diritti primari degli impiegati e come ben si capisce siamo vicino al Natale e in questo momento sono in seria difficoltà molti colleghi, quasi tutti siamo in difficoltà perché ci sono scadenze di mutui, si avvicinano sono prossime le feste e noi è già dal mese di ottobre che non percepiamo retribuzione e non si sa ancora quando andremo ad essere pagati. L'amministrazione comunale, lei è vice sindaco di Porto Empedocle, è vicina ai lavoratori che stanno protestando per il riconoscimento di un diritto sacrosanto che è quello allo stipendio, siamo a Natale. Assolutamente sì, siamo vicinissimi ai nostri dipendenti comunali, io sono qui proprio in rappresentanza prima umana e poi istituzionale di vicinanza nei confronti dei dipendenti. La retribuzione è un diritto costituzionalmente garantito e Porto Empedocle versa in una situazione che definirei straordinaria. Essendo una situazione straordinaria ci si aspetta e vorremmo un intervento straordinario, ecco, in questo senso. L'amministrazione aveva già programmato degli interventi di routine per quanto riguarda i servizi essenziali nei pagamenti, ma una decisione abbastanza tecnica che sto qui a spiegare rapidamente dell'organo straordinario di liquidazione che ha revocato l'anticipazione di tesoreria dalla massa passiva ha fatto sì che la cassa scendesse ad un meno 1,3 milioni. Siamo riusciti a colmare questo gap, ma logicamente non siamo riusciti a poter pagare tutte le retribuzioni. Serve un aiuto straordinario un po' a tutti gli enti in generale in grande difficoltà, il sindaco in queste ore proprio a Palermo all'Ars per la discussione in commissione bilancio, ma servono degli interventi straordinari per delle situazioni dove un po' tutti gli enti locali, soprattutto quelli dissestati, hanno la grande necessità di interventi forti e straordinari delle istituzioni e siamo qui come vicinanza, ripeto, sia umana sia istituzionale nei confronti dei nostri lavoratori.